Gli auguri del cardinale d'Arcivescovo Montenegro, iniziative a Montevago e Santa Elisabetta, il gesto d'amore della Polizia Penitenziaria di Palermo ai bambini ammalati. Vola la copertura del Palazzo Liberty di Piazza Cavour, nuova tragedia scampata, chiusura e riapertura della zona. Posa della prima pietra per la realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati a Palma di Montechiaro. Calcio eccellenza, l'Acragas si deve accontentare di un pareggio, basket a 2, la Fortitudo KO contro il Casale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura il tradizionale messaggio di auguri natalizi dell'Arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro. Sentiamo. Lui dice ripartiamo da qui, l'importante è partire, perché il dire dobbiamo ripartire, restiamo seduti, niente cambia. Invece credo che anche il Natale può essere l'occasione per prendere coscienza che se non si riparte si arriva tardi all'appuntamento della storia. E anche Agrigento ha una storia da vivere, non solo ricordare la storia che ha vissuto, ma è una storia da vivere perché c'è un futuro da costruire giorno dopo giorno e credo che questo per noi diventi l'impegno più importante. E il Natale può essere l'occasione giusta per dire che si può sempre ricominciare. Per il credente Natale è Gesù che ogni anno ritorna, quasi sapendo le difficoltà che noi abbiamo nell'affrontare i 1000 travagli della vita. Lui dice, ricominciamo continuando. Io a Natale lo vedo come quando si sale una scala a chiocciola. Uno ha l'impressione di essere fermo sempre allo stesso posto, però se fai un giro è vero che vedi le stesse cose, ma sali più in alto e quindi l'orizzonte si amplia. Agrigento ha bisogno di fare questo giro in questa scala a chiocciola per poter guardare la sua realtà, ma soprattutto per poter desiderare che questa realtà cambi e cambi in meglio. Una difficoltà di dover dire Buon Natale c'è. E la difficoltà parte dall'idea che abbiamo travisato il Natale. Lo abbiamo un po' falsificato, perché per il credente Natale è Gesù che si fa uomo. L'abbiamo fatto diventare una festa dove c'è il panettone, dove ci sono i cenoni, dove per un giorno si sta in famiglia e poi si parte. Il Natale non può essere questo. Io in questi giorni vado dicendo un Dio che si fa uomo, nasce in una grotta puzzolente, deve scappare, deve fare l'immigrato, deve ritrovare il lavoro e tutto il resto e poi muore in croce perché per un giorno noi si diventi buono, perché per un giorno noi facciamo qualcosa di diverso. Mi sembra strano che un Dio faccia questo. Se Lui viene è perché vuole invitare noi uomini a fare di più, a realizzare di più. E solo a queste condizioni si può dire Buon Natale, perché se lo devo misurare con le luci, con i panettoni, con quale coraggio posso dire Buon Natale a chi è nella sofferenza, alla sofferenza fisica e sofferenza morale? Se devo pensare ai panettoni, alle luci che si accendono per la strada, con quale coraggio posso dire ad un giovane che non trova lavoro Buon Natale? E alla famiglia che è ferita per tanti motivi o vede partire qualcuno come migrante, e all'anziano che vive nella sua solitudine e quei bambini che purtroppo sono abbandonati. E voi vi rendete conto che per questo dire Buon Natale è difficoltoso, perché avendolo falsificato non sappiamo dove collocarlo. Se invece io guardo il Natale giusto, allora io Natale lo posso dire all'anziano, che nella sua solitudine si sente dire ma c'è qualcuno che sta con te e questo qualcuno è disposto a camminare con te, è Gesù. Posso dire al giovane Gesù è venuto su questa terra per dire che puoi farcela, non devi arrenderti. Alla famiglia ferita, ecco guarda è ancora possibile l'amore. A chi non trova lavoro non ti arrendere, non alzare bandiera bianca. Ecco perché abbiamo bisogno del vero Natale,
di quello che ci permette di guardare la realtà, permette di guardare a noi dentro e quindi in qualche modo di cambiare i cuori e di cambiare la realtà. E allora io vorrei dire buon Natale, ma buon Natale nel senso vero della parola, che possa entrare in tutte le famiglie, anche di chi non crede, perché l'augurio è non fermarti, non arrenderti. È vero che il mondo per adesso è tale che non si riesce a capire da che parte vuole andare, ma se perdiamo l'orientamento noi, il mondo andrà sempre più a rotoli, ma se noi ci preoccupiamo di prendere in mano il volante della nostra vita e quindi restare protagonisti, il mondo può stare sulla strada giusta. Ecco, non facciamo le persone per bene che diciamo io sto sulla strada giusta, perché io posso stare sulla strada giusta, ma seduto sul marciapiede, e quindi è inutile stare sulla strada giusta, ma ci sto se mi sbraccio e so di dover fare la mia parte, perché la mia vita non appartiene soltanto a me, io sono una parte di una parte più grande. Se io manco, la parte più grande resta povera, gli manca un pezzettino. Se io ci sono, il quadro si può completare. E allora questo buon Natale che parte è un buon Natale fraterno, è un buon Natale di speranza, e guardiamolo questo bambino, fermiamoci un attimo davanti a lui. Un bambino è sempre una novità, è Dio che ci dice vivi la novità, crea la novità, non stancarti e non rassegnarti, qualcosa di diverso è possibile. Crediamoci in questo, crediamolo come agrigentini che questa città può migliorare, può cambiare perché noi lo vogliamo. Come cittadini di questo mondo, come ci sono tanti segnali brutti, diventiamo capaci di guardare i segnali positivi. Ricordate quella frase, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Noi continuiamo a contare gli alberi che cadono, ma non ci siamo messi a contare gli alberi che restano in piedi. E nel mondo di alberi che restano in piedi ce ne sono tanti. C'è il Papa che ci carica di fiducia, anche se ci spinge a fare di più. Allora, Don Franco, a tutti vuol dire buon Natale, anche a voi che siete gli operatori dei mass media, perché voi diventate le finestre aperte sul mondo, e se voi ci aiutate a guardare il mondo nella maniera giusta, forse anche noi che lo guardiamo ci ritroviamo con più speranza e con più capacità di fare qualcosa di diverso. Buon Natale è necessario? Per me sì, io dico sempre vero Natale, proprio perché non solo il panettone, non solo la luce, ma quel protagonista che rende diversa la storia del mondo, ma è capace di rendere diversa la mia storia. Un buon Natale a tutti, a chi piange, a chi ride, a chi è stanco, a chi è seduto, a chi cammina. E forza, può darsi che in questo anno riusciremo a fare un tratto di strada necessario per guardare più lontano e vivere un po' meglio. Grazie Don Franco per queste parole che aprono la speranza. Io mi permetto come direttore dell'ufficio per le comunicazioni della Curia di ringraziarvi per l'attenzione e lo spazio che riservate sulle vostre testate alla Chiesa agrigentina e quanto la Chiesa agrigentina fa. Quindi auguri e grazie. Ci risiamo, incredibile ma vero, ieri nuovo crollo al viale della Vittoria di Agrigento, a sfracellarsi sull'asfalto una delle coperture del tetto del palazzo su cui si sono verificati gli altri 2 crolli. C'è il servizio. Torna la paura al viale della Vittoria di Agrigento. Ieri i vigili del fuoco sono tornati ad allertare gli abitanti adiacenti al palazzo di Piazza Cavour, interessato già da 2 crolli. Hanno citofonato i residenti, tornati da pochi giorni nelle loro case dopo essere stati sfollati per mesi, chiedendo loro di spostare le macchine. C'era ieri un nuovo allarme crollo. A venir giù, a causa delle forti raffiche di vento, una delle coperture del palazzo. Sempre il Civico 51, che in queste settimane era stato messo in sicurezza da una ditta privata. La copertura di protezione del palazzo della Vittoria 51 era stata collocata per evitare le possibili infiltrazioni d'acqua. Di certo anche questa volta poteva finire peggio. Il legno, che è stato spazzato via, è finito sull'asfalto della strada. La zona in via precauzionale è stata chiusa al traffico, niente auto e persone.
I residenti barricati, increduli a casa con la paura di essere ricacciati fuori, via dalle loro case un'altra volta. Non si può continuare a sfidare la sorte, dichiara il sindaco di Agrigento Lello Firetto. Siamo prossimi al Natale, il Viale della Vittoria dovrà essere transitabile. Le famiglie dei condomini sfollati che da pochi giorni avevano fatto rientro a casa e tutte le attività commerciali della zona hanno diritto a trascorrere serenamente le festività. Ad Agrigento l'iniziativa di Diventerà bellissima, la forza delle idee e le tue proposte per la città, un cantiere politico che intende coinvolgere la popolazione. Il nostro direttore Arturo Cantella. Onorevole, parliamo di questa iniziativa, la forza delle idee e le tue proposte per la città. Sì, è un momento di ascolto, abbiamo immaginato di raccogliere le migliori idee degli agrigentini per la loro città in modo da organizzare al meglio il programma che noi stiamo già scrivendo con i nostri amici, con i nostri riferimenti, ma in questo modo facciamo un ascolto del territorio, facciamo un ascolto degli agrigentini, della città. È importante capire anche quali sono le migliori proposte che vengono da chi Agrigento la abita e sogna un Agrigento migliore, che è quella che noi vorremmo costruire per il futuro. Ecco, voi avete fatto tanto anche per Agrigento, mi riferisco alla cattedrale, una per tutte, ma non solo. Sì, è importantissimo l'investimento che sta facendo il Presidente Musumeci come commissario del dissesto idrogeologico per rimettere in piedi la cattedrale, per consolidare tutta la collina, un investimento di quasi 27 milioni di euro che servono non solo per tutelare un centro storico che altrimenti andava verso l'essere disabitato, mentre noi, lei sa, noi stiamo lavorando perché i centri abitati ritornino a vivere anche con incentivi volumetrici, incentivi fiscali e la nostra nuova legge della riforma urbanistica, ma quello che più conta e che il Presidente Musumeci ha voluto fare con il nostro sostegno è quello appunto di recuperare la storia, la nostra storia. La cattedrale è un simbolo importante, per cui ridarne la fruizione, rimetterla in sicurezza significa anche garantire ai nostri figli, ai nostri nipoti quello che è stata la nostra storia. Solo chi conosce la propria storia sa costruire meglio il proprio futuro. Ecco, in prospettiva? Le prospettive sono quelle di un movimento che sta crescendo, diventerà bellissima, stiamo raccogliendo tantissime adesioni, abbiamo già tantissimi amici che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi, stiamo vedendo, sono diverse autocandidature come sindaci, una delle cose che chiederemo in questo punto di incontro e di ascolto è anche qual è il loro candidato ideale, e oltre alla loro idea, alla loro proposta per Agrigento. Vedremo come finirà. È un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto, siamo convinti che le idee servano, le idee buone vadano ascoltate e vadano portate avanti. Una buona politica che non tiene conto delle idee del settore che ha la cittadinanza non è buona politica. Noi su questo crediamo e su questo abbiamo puntato molto e devo dire che l'iniziativa è proprio finalizzata a sentire, ad avere il polso della situazione su quelli che sono i bisogni della città. La città deve essere ascoltata e noi siamo pronti ad ascoltare la cittadinanza. Sei coordinatore anche di Diventerà bellissima. Sì, sono il coordinatore del movimento Diventerà bellissima e sono onorato di portare avanti questa carica e come ho sempre sostenuto è una carica che può essere portata avanti solo con l'aiuto di tutti, in particolar modo con l'aiuto dei cittadini che possono e devono credere nel movimento. Quindi siamo qua, aspettiamo le idee e vogliamo ascoltarle molto molto bene. Posa della prima pietra per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti urbani differenziato a Palma di Montechiaro. Vediamo. Al via oggi la posa della prima pietra di questo centro di raccolta a Palma di Montechiaro in questa zona Pippe. Oggi diamo l'inizio dei lavori del CCR, Centro Comunale di Raccolta, un'opera che questa città credo attenda da sempre. Non esiste credo una comunità al mondo di 23.000 abitanti che sia priva del centro comunale di raccolta. Poi è una infrastruttura essenziale, fondamentale, strategica per l'avvio di quella raccolta differenziata così tanto desiderata e tanto agognata dalla nostra comunità. Questo CCR, una volta ultimato, verrà consegnato alla neonata Palma Ambiente che siamo certi avvierà nel 2020 la raccolta differenziata partendo prima dalle pubbliche attività e dalle scuole fino poi ad arrivare ad ogni utenza in maniera proficua, efficace ed efficiente. Che cos'è il CCR? Il CCR è un luogo dove vengono raccolti, diciamo,
tutti gli elementi che sono preziosi, quelli che invece noi volgarmente chiamiamo rifiuti, ma rifiuti non sono, quali ad esempio la plastica, il cartone, i metalli e anche gli ingombranti, perché vengono tolti, diciamo, vengono recuperati in maniera gratuita dalla nostra società financo a casa dei nostri concittadini e vengono poi prima, diciamo, sistemati qui e poi convertiti nelle apposite piattaforme. Siamo convinti che anche oggi l'amministrazione Castellino stia per scrivere un'ulteriore pagina della storia di Palma, perché realizzare questa opera è veramente un passaggio epocale per la nostra comunità. Devo ringraziare il presidente Musumeci, l'assessore Piero Bon, il direttore generale Cocina per non aver mai fatto mancare l'appoggio e il sostegno alla mia città e alla mia amministrazione nell'esclusivo interesse pubblico e di tutela della nostra comunità. Un ringraziamento va altresì fatto all'ufficio tecnico diretto in maniera egregia dall'architetto Salvatore Di Vincenzo, che senza lesinare opera giorno per giorno per questa nostra comunità, e se oggi siamo qui a porre questa prima pietra, gran parte del merito va dato sicuramente all'ufficio tecnico. Infine devo ringraziare tutti i miei assessori che mi hanno collaborato in questi anni ed in particolare in questo caso abbiamo qui l'assessore Saccomando che ha seguito sin dall'inizio la nascita di questo percorso verso l'Aus, dall'annullamento dell'appaltone insieme all'allora vice sindaco Giuseppe Todaro, ad Angela Rinoldo che è qui presente e a Giuseppe Morgana che è ad Alessandro Feccabrino. Lì abbiamo fatto un passaggio epocale annullando quella gara e mettendo le condizioni per arrivare a quella che oggi è il sogno dell'Aus che si realizza. Abbiamo realizzato questo centro, come stiamo realizzando questo centro comunale di raccolta grazie allo sforzo di tutti e infine, non per piaggeria ma perché è la verità, ringrazio ogni singolo consigliere comunale, in particolare i consiglieri di maggioranza, perché mi consentono e ci consentono di operare nella massima serenità e nell'esclusivo interesse pubblico, rifuggendo da quelle logiche di vecchia politica che ormai non appartengono più alla città di Palma. Ci ha raggiunto in questo momento l'assessore Castronovo che ha seguito la fase successiva all'approvazione del progetto e che quindi colgo l'occasione di ringraziarlo perché, diciamo, pur avendo io la delega ai lavori pubblici, l'assessore all'urbanistica detto Castronovo non va mai mancare il suo appoggio e il suo sostegno. Anche oggi Palma volta pagina, ne abbiamo voltate tante pagine e l'abbiamo fatto veramente con orgoglio. È un cammino, siamo convinti che la strada imboccata sia quella giusta, sia la strada verso quella normalità che la mia città merita. Palma di Montechiaro vuole semplicemente essere amata e servita e noi siamo orgogliosi e onorati di poterlo fare. L'impresa che ha avuto aggiudicati i lavori è l'impresa Giudice che noi abbiamo accolto a Palma con affetto e nella massima cordialità, convinti che l'opera sarà fatta bene, in maniera ottimale, corretta, così come prescrive la gara e la faremo in tempi brevissimi. Un'opera strategica, diceva il sindaco, sicuramente, ma anche un'opera che ci consentirà di ripulire tutto il territorio, perché evidentemente tutte le discariche abusive che troviamo all'interno della nostra zona potranno essere attenuate sicuramente dalla possibilità che i cittadini avranno di poter conferire gli ingombranti soprattutto e dei rifiuti cosiddetti speciali presso questa struttura che evidentemente sarà il polo diciamo pulito e attrattivo di tutto quello che potrà essere appunto la gestione dei servizi ambientali territoriali. Oltre alla possibilità di iniziare questo percorso della differenziata che chiaramente porterà le nostre percentuali, che nel tempo sono state bassissime fino ad oggi, ad un buon risultato che auspichiamo per la fine del 2020 si attesti intorno al 35%. Siamo ovviamente felici per questa cosa e, come ha detto il sindaco, questo per noi rappresenta il punto di partenza per poter raggiungere nel 2020 il nostro obiettivo, che solo è quello della differenziata a Palma di Montechiaro. Il centro comunale di raccolta servirà per la raccolta differenziata urbana, quindi verranno facilitati il discorso dello smaltimento della carta, del vetro, della plastica, del legno e degli oggetti metallici. Ci sarà una pesa, un bilico raso a pavimento qua dentro che consentirà alle persone di poter pesare il rifiuto che scaricherà.
con una superficie di 350 metri quadrati e pagando anche, chiaramente verranno rimborsati per tutto quello che verseranno, e poi ci sarà una zona anche per la facilitazione del riempimento di questi cassoni, quindi ci sarà un'area più alta di circa 1,70 m per una superficie di 650 metri quadrati dove verranno installati questi grossi cassoni e dove le persone potranno svuotare tranquillamente e liberamente dentro questi cassoni il loro materiale. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Al via ieri sera a Montevago la prima edizione di Sapori e Delizie di Natale, evento che si propone di raccogliere in un unico suggestivo contesto le eccellenze agroalimentari del territorio belicino, proponendo ai visitatori buona cucina e atmosfere natalizie, momenti di relax e divertimento a misura di famiglie. Sapori e Delizie di Natale, organizzato dall'amministrazione comunale con il contributo dell'assessorato regionale alle attività produttive. Vediamo. È un bellissimo momento, innanzitutto perché finalmente si inaugura questa piattaforma logistica realizzata nel 2016 con un progetto da parte del GAL Terre Sicane che dà la possibilità agli allevatori della zona di poter stagionare il pecorino DOP e di poterlo, volendo, anche vendere. Quindi ci sono 3 locali, uno per la stagionatura, il secondo per la cella frigorifero per tenerlo a determinate temperature. Un consorzio si è aggiudicato la gara, per cui da domani loro potranno liberamente usufruire di questo spazio, che sarà sicuramente una bella e una grande risorsa per gli allevatori del territorio. Dall'altro lato è un momento altrettanto importante sotto le feste di Natale, perché grazie ad un finanziamento dell'assessorato alle attività produttive abbiamo partecipato al bando, abbiamo avuto 32.000 euro di contributo con 8.000 euro di compartecipazione da parte del Comune. Abbiamo organizzato 2 eventi, abbiamo fatto un progetto organizzando la promozione dei prodotti locali, la promozione del territorio e la possibilità di esportare questi prodotti. Abbiamo scelto come piattaforma la Cina, quindi poter portare questi prodotti oltreoceano. Oltre alla piattaforma logistica è stato realizzato un centro di stagionatura per il pecorino siciliano DOP, e questo è l'unico centro di stagionatura in tutta la Sicilia. L'utilizzazione del centro a favore di tanti piccoli produttori di pecorino siciliano DOP diventa un'esigenza manifestata dai produttori per riuscire a stagionare tutti insieme e quindi, come dicono i francesi, affinare questo formaggio nel migliore dei modi possibili, in modo tale da ottenere un prodotto di alta qualità. Tutte le manifestazioni di questo tipo sono importanti per la promozione dei nostri prodotti. Bisogna farli assaggiare, bisogna spiegarli al consumatore, bisogna cercare di trasmettere quella che è l'artigianalità, il fatto che questi formaggi sono di alta qualità, ma non perché lo diciamo noi, ma perché la scienza ha dimostrato che i formaggi al latte crudo, i formaggi che vengono da animali che mangiano erba, i formaggi che vengono lavorati con attrezzature storiche come il legno, stagionati come il pecorino siciliano all'interno di grotte sulle assi di legno, questo si è visto che hanno una grandissima qualità in tantissime componenti che oggi chiamiamo anche componenti salutistiche. Si tratta di un dolce tipico di questo territorio che si chiama Seringata del Belice, un dolce che hanno portato un po' gli spagnoli in questo territorio con Terra del Gattopardo, per cui loro in Spagna li chiamavano charros e noi li chiamiamo siringate. Cambia l'elemento principale che è la ricotta, un molto tipico nostro, per cui un dolce di circa 500 anni fa che le massaie facevano nella propria casa quando abbondava la ricotta. Nella seringata troviamo 3 principali ingredienti: la ricotta, che è il principe, poi il zucchero o miele e grano antico, in questo caso un grano antico di Giustavisa stiamo utilizzando. Oggi un po' stiamo facendo una reinterpretazione un pochettino di quello che è la cacio e pepe, no? Però noi utilizziamo il nostro pecorino della Valle del Belice DOP con il pepe, appunto questo pepe in grani che mettiamo grossolanamente, e non è altro che una semplice vellutata appunto di pecorino. Al via a Santa Elisabetta, con le iniziative organizzate in occasione del Natale con il Comune dell'Agrigentino, si trasforma in un Expo. Il nostro direttore Arturo Cantella.
Stasera si inaugura il calendario delle iniziative natalizie del nostro piccolo comune, sempre all'insegna della solidarietà e della tradizione. Si inaugura con un'iniziativa e un percorso natalizio a cura della Costituenda Consulta Giovanile, che hanno voluto inaugurare nell'ambito di questo percorso un itinerario diciamo, connotato da gastronomia, folklore, tradizione, gusto e quant'altro potete bene apprezzare stasera. Sono nel pieno di una novità, perché è qualcosa di particolare che si snesta anche nella tradizione sabettese, che vede le novene natalizie con la culminante pastorale del nardo del 6 gennaio finalizzare una tradizione di 15 giorni che siamo in grado sempre di sostenere. Il 4 e il 5 sarà presente pure la classica sagra della ricotta con la pastorale del nardo del 6. Stasera qualcosa di particolare, sono contento perché la grande vitalità che questo nostro piccolo paese in questi ultimi anni, nell'ultimo periodo soprattutto, dicevo prima con la Costituenda Consulta, con la ricomposta Pro Loco, con la vitalità che ha messo su la nuova squadra di calcio della terza categoria, una nuova associazione che vede donne protagoniste, veramente una vitalità che vede questa piccola comunità in cammino verso un futuro che certamente ci coglierà preparati nell'affrontare le difficoltà del quotidiano, ma ci piace farlo in comunità e in comunione. Parliamo di questa iniziativa da lei creata? Allora, questa iniziativa nasce intanto grazie alla Consulta Giovanile, che mi ha scelto come artista e direttore artistico dell'evento in generale. Mi sono occupato sia della creazione del logo, sia della gestione in piccola parte ovviamente anche dell'evento e della realizzazione della scenografia Vox Populi, che fondamentalmente è un simbolo, un messaggio di unione e condivisione dei giovani di Santa Elisabetta, che hanno voluto fondamentalmente creare un'atmosfera di amicizia, di sostegno reciproco e anche di innovazione, nel senso che qui a Santa Elisabetta l'arte non ha avuto tanto spazio ed effettivamente grazie all'arte si riesce a fare qualcosa che coinvolge le persone, i bambini e anche i genitori grandi e gente che viene da fuori anche ad ammirare un po' questa atmosfera. Un'iniziativa sicuramente bella, allegra, gioiosa, che vede unirsi tanti giovani, ma non solo, qui a Santa Elisabetta. Sì, si tratta del primo impegno ufficiale della Consulta Giovanile Sabettese, che ha avuto il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale il 29 ottobre di quest'anno. Si tratta soprattutto di un'iniziativa che mira a coinvolgere grandi e piccoli e che coniuga arte e iniziativa commerciale. Infatti, tra gli intenti che la Consulta Giovanile ha portato avanti vi è quello di valorizzare i produttori locali e dei dintorni. Infatti abbiamo accolto non soltanto attività commerciali propriamente di Santa Elisabetta, ma anche commercianti provenienti da Cianciana, da Grotte e da Raffadali. La Consulta Giovanile mira con questo evento a formulare un volano per tutte le future iniziative che vedranno non soltanto la partecipazione dei giovani, ma anche la partecipazione dell'amministrazione comunale, con cui noi siamo costantemente in contatto, perché, ed è bene precisarlo, la Consulta Giovanile supera il mero associazionismo, non si tratta di un'associazione come tutte le altre, è un'istituzione a tutti gli effetti e sicuramente l'ingresso dei giovani all'interno dei palazzi di amministrazione contribuisce a dare maggior voce ai giovani stessi, ma anche a portare avanti quelle istanze, quelle proposte, tutti quei progetti che contribuiscono a migliorare la comunità nel suo insieme. Abbiamo voluto rivitalizzare Piazza San Carlo come principale luogo di incontro di tutte le fasce della popolazione, all'insegna di armonia, all'insegna di voglia di fare, tramite la creazione di questa gigantografia di Pacchi Regalo, un'opera altamente concettuale, dal momento che non si limita a dare una nuova immagine a Piazza San Carlo, ma anzi è un valore aggiunto, perché tramite l'arte si lancia un messaggio molto forte. Accanto a Piazza San Carlo vi è poi il percorso che va da via Municipio fino a Piazza Giovanni XXIII ed è quindi quel percorso in cui si concentrano tutte le attività che, come detto, abbiamo voluto valorizzare. Si tratta
di circa 20 stand, i quali cercheranno di esporre ma anche di commercializzare i propri prodotti. L'associazione Donatori Ollus Aggregazione, che ha tra le sue finalità di maggior rilievo quella di promuovere ed organizzare la raccolta del sangue per la donazione in collaborazione con l'AIM, Associazione per l'Italia nel Mondo, hanno organizzato l'evento a Natale Fatevi un regalo, donate. L'evento ha avuto notevole risonanza, tant'è che 32 persone sono state all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per donare il loro sangue grazie al richiamo dettato e pubblicizzato dalle due associazioni. Cambio di divisa per la polizia penitenziaria, svesto nei panni di ufficiali per indossare quelli di Babbo Natale, così il personale in servizio al carcere Pagliarelli di Palermo è andato a regalare un sorriso ai baby pazienti dell'ospedale civico. C'è il servizio. I poliziotti penitenziari hanno un cuore, delle virtù e dei sentimenti che talvolta il loro lavoro costringe a nascondere dietro la divisa che indossano. Ma la polizia penitenziaria non fa mancare mai la sua presenza alle iniziative e ai progetti educativi a favore dei bambini, nelle scuole e negli ospedali. È stata una giornata di festa al reparto oncoematologia pediatrica dell'ospedale civico di Palermo per tanti bambini ospiti. Il reparto di polizia penitenziaria dell'Istituto Pagliarelli Lo Russo, unitamente all'associazione La Città che Vorrei di Santa Flavia, ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta al campus Lincoln, organizzata dall'Associazione Siciliana Leucemie e Tumori dell'Infanzia. Il comandante di reparto Giuseppe Rizzo ed alcuni poliziotti si sono recati all'ospedale civico per trascorrere qualche ora con i bambini ricoverati, ricevendo un'accoglienza calorosa e sincera. Non sono mancati momenti di forte commozione. I baby pazienti li hanno accolti con gioia, mostrando loro affetto e simpatia, sorrisi e tanto entusiasmo. In cambio, ognuno di loro è stato consegnato un piccolo dono. Ci sentiamo vicini a questi bambini, dichiara il comandante Rizzo, che ha voluto anche ringraziare il personale di polizia penitenziaria in servizio al Pagliarelli, sempre attento e puntuale anche nelle iniziative sociali. La solidarietà è bella, importante, spesso la vita frenetica di tutti i giorni ci chiude gli occhi brutalmente su tutto quello che accade intorno a noi, ci si lamenta del nulla senza rivolgere il nostro sguardo verso chi è davvero sfortunato. Questo la polizia penitenziaria forse più di tutti lo comprende ed è per questo che in ogni occasione non si tira indietro, facendo della solidarietà e della speranza la propria mission. Senza il personale non si riuscirebbero a fare le attività. Un sincero augurio veramente al personale che ogni giorno mi collabora e mi permette di mandare avanti una struttura che è la seconda più grande d'Italia. Grazie, auguri a tutti. A che serve? Quando le persone fanno i cattivi, no? Vanno in carcere e noi li dobbiamo guardare. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Siamo alla pagina sportiva, calcio eccellenza, ultima del girone d'andata per l'Acragas che pareggia con il Misilmeri. Carmelo Lentini. È stata una gara molto sentita, ma anche molto corretta, con entrambe le squadre che sin dai primi minuti hanno cercato di punzecchiarsi a vicenda, però senza successo. I primi pericoli arrivano su tiri da fermo, ma che non hanno preoccupato minimamente i due portieri, che sino al momento della rete del vantaggio di Gambino avevano svolto un lavoro di ordinaria amministrazione. Tuttavia, a scaldare il ventoso pomeriggio del CUS universitario ci hanno pensato le sgruppate di Albeggiano, Velardi ed Agostino da una parte, di Gambino, Sant'Angelo e Taormina dall'altra. Al 38esimo la gara si sblocca. Sant'Angelo effettua un traversone al centro dell'area, interviene Gambino con una sforbiciata che insacca alle spalle dell'ingolpevole De Miere.
Un minuto più tardi Alvegiano ha l'occasione per pareggiare conti, ma al momento di concludere incespica sul pallone. La ripresa inizia sotto la buona stella per il Don Carlo Misilmeri, che dopo un paio di minuti riesce a trovare la via del gol con Velardi, abile a beffare Paterniti con un colpo di testa. Adesso le sorti della gara si sono riequilibrate, ma le rispettive difese fanno buona guardia, per cui il gioco si svolge prettamente a centrocampo. Eppure non mancano le occasioni sia per l'una che per l'altra squadra. Taormina in un paio di azioni veloci impensierisce il portiere De Miere, mentre che sempre è sempre attento, mentre da parte palermitana Velardi prima e Salvo Tarantino poi sono le vere spine al fianco della difesa biancazzurra. L'ultimo brivido è per il Don Carlo, ma Daudi, il ragazzo biancazzurro che è entrato nella ripresa al posto di Mannino, e manda fuori da posizione favorevole. Un pari per ciò che si è visto che potrebbe stare bene ad entrambe, un po' meno per l'Acregas che vede la vetta allontanarsi e sente vicino il fiato delle inseguitrici. Il campionato adesso si ferma per le vacanze di fine anno e riprenderà il prossimo 5 gennaio con l'Acregas in trasferta a Mazara. Per quanto riguarda gli altri risultati è stato un turno sfavorevole per i colori biancazzurri, conseguenza di questo pari. Ciò ha permesso sia al Dattilo che al Canicattì di portare la prima a 4 punti di vantaggio, mentre la compagine biancorossa di ridurre le distanze ad appena 1 punto. Termina in parità il match di Mazara con il Geraci, mentre il Cussi Palermo va a vincere sul difficile campo del Castellammare. Sconfitto di misura il Pro Favara sul campo della San Cataldese. Promozione Empedoclina Gattopardo termina 1-0. Ci sono le interviste di Tonino Butera. Angelo Mercante, giornata bruttissima, partita altrettanto brutta, alla fine però l'avete spuntata, a 4 minuti dalla fine la zampata di Gabriele per la vittoria e 3 punti importanti. Sì, 3 punti importanti per il nostro percorso, per il morale e tutto quanto. Tempo brutto, sì, partita pure brutta, anche se comunque devo dire che comunque i ragazzi hanno giocato abbastanza bene, tenevamo sempre palla, giravamo bene, però purtroppo andiamo un po' in difficoltà quando dobbiamo finalizzare. Stiamo cercando di fare il possibile per migliorarci anche su questo discorso, vediamo più avanti se la fortuna ci aiuta. Dicevo partita brutta anche perché condizionata dal forte vento, cioè voi avete provato a giocare, il Palma si è difeso, la Gattopardo si è difesa in maniera certe volte ordinata, a volte con un po' d'affanno, però il vento non faceva fare delle buone giocate. Sì, il vento non ci faceva giocare assolutamente, anche se ripeto, come ho detto prima, abbiamo provato sempre a giocare palla, non l'abbiamo buttata quasi mai, però era quasi impossibile giocare. Complimenti alla Gattopardo perché non merita la classifica, hanno difeso bene, sono stati bravi, educati per bene, complimenti anche a loro. Un bilancio su questo girone d'andata penso più che soddisfacente, una classifica che è tranquilla per l'Empedoclina. Sì, diciamo che il bilancio è quello giusto. Io penso a casa mia, dico che qualche punto onestamente ci manca. Vedi 2 punti persi con lo Sciacca in casa, qualcosa meritavamo in più a Villabate, a Bagheria, però dico alla fine poi le cose si equivalgono alla lunga. Abbiamo raggiunto il giro di boa a 23 punti, ce li teniamo stretti, adesso ci riposiamo e riprendiamo all'anno nuovo. Mister Angelo Mercante ha detto che la Gattopardo non merita questa posizione di classifica e io aggiungo il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Forse il risultato più giusto era estremizzito addirittura il pareggio, ma con l'occasione che abbiamo avuto meritavamo qualcosina in più. Purtroppo il calcio è questo, al 90esimo i ragazzi dopo aver dato il massimo tutta la gara hanno tremato le gambe e si hanno fatto l'autogol. Una Gattopardo che comunque non è dispiaciuta. Cosa potrà riservare il girone di ritorno? Io non ho visto una brutta squadra in campo. Ogni partita sembra la stessa storia, giochiamo, però è già da 4 partite che perdiamo 1-0. Ci sarà da lavorare tanto, se ci riusciamo su questo obiettivo della salvezza bene, se no almeno da parte mia stiamo dando il massimo, poi alla fine vediamo cosa succede. Se prendiamo qualcuno, vediamo se prendiamo qualche ragazzo, perché con questi... Adesso gli altri risultati di promozione e prima categoria nel servizio di Carmelo Lentini. 1-0
All'ultima giornata del girone di andata all'Unitas Sciacca, stiamo parlando di promozione e girone A, e opera il sorpasso in classifica generale e conquista il titolo di campione d'inverno. Tutto questo grazie al pari esterno del Casteltermini fermato all'Ascari ed alla concomitante vittoria della stessa squadra neroverde saccense. Il campionato è ancora lungo ed un punto di vantaggio è abbastanza esiguo per gridare vittoria. Per quanto riguarda le altre agrigentine, il Camarat divide la posta pareggiando 3-3 con il Villabate. Nel campionato di prima categoria Girone G continua a distanza il duello per la vetta tra il capolista Atletico Gorgonia e l'Atletico Favara, staccate tra di loro da appena 2 punti, mentre sotto in terza posizione sta salendo bene il Gemini. Tutte e tre in questo turno hanno vinto, l'Atletico Gorgonia di misura con la Barrese, a son di reti invece l'Atletico Favara con il malcapitato Nicosia e il Gemini fuori casa con il Ravanusa. Brutta sconfitta invece per il Raffadale che cade a Villarosa con il risultato di 3-0, un po' meglio la Libertas Serracalmuto che va a pareggiare a Branciforti per 2-2. In questo torneo mancano 2 turni alla fine del girone di andata e la lotta per diventare campione d'inverno è apertissima. Nel torneo di seconda categoria Girone E 2 squadre nissene a pari punti. In vetta alla classifica si tratta della Sommatinese e del Don Bosco Mussomede, entrambe vittoriose, la prima sulla Nuova Petiliana per 7-0, la seconda sul Forte Gela per 2-1. Insegue a breve distanza di 2 punti l'agrigentina Alessandria della Rocca che ha piegato per 3-0 la resistenza dell'Atletico Caterinese. Per quanto riguardano le altre agrigentine, crolla il Muxar per 3-0 ad Acquaviva. L'Atletico Montallegro è fermato in casa dal Mariannopoli sul nulla di fatto. Brutta sconfitta esterna dell'Atletico Licata piegato per 3-0 sul campo del Riesi, stessa sorte ma con risultato di 3-1 dell'Araclea Minoa a Vallelunga. 14ª giornata del campionato di basket di Serie A2 inizia con una sconfitta amara il girone di ritorno della Fortitudo Agrigento. I biancazzurri di scena al Paraferraris hanno perso contro la Junior Casale. La squadra di Cagnardi però non ha mai mollato. I biancazzurri sono riusciti quasi ad agganciare il Casale portandosi solo a 4 lunghezze dai padroni di casa. La partita termina con il punteggio di 85-76. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.